tutti i giorni. Tutti i giorni? A parte ha portato via i genitori, come me ha portato via mio papà e mia mamma, e te li hanno portati su Udine. Allora mia mamma a fatto tempo non andare entro in campo, era in via Cividale, il campo del reclutamento, diciamo, si doveva andare a militare, come detto. E invece al militare ci ha mandato in prigionia. A Udine, lì in via Cividale, a Udine. E da lì siamo partiti per Milano. 50, 60, fermo, con grande bestia qua. Di fatto, d'accordo no, ne scampai 8 a Milano. E io vivevo a casa. E senza niente. Quindi il partito di nome Lerino Martino Musillo era Ferino Siani e Fenos, allora ricordarsi fatica tutta. Il campo era un campo di 60.000, non piccolo, è un campo grande, lì erano americani, inglesi, di tutta la razza. Dopo da lì siamo andati a Faura, quella è a Faura, il Capanone. Capanone. Si faceva Capanone per le bestie e lì ci hanno messo noi, sul primo giorno. Allora chi era il meccanico ha messo gli articolati, e chi non era meccanico lavorava a palla e pesca. Basta. Allora, caffè, tè, alla mattina un pezzo di pane, a mezzogiorno brodo, un po' di carne e la sera giocando. Erano quelli 3 pasti. Ed era sufficiente per... Sufficiente. Morivi da fame, lì per i bisogni morivi da fame, perché abituato a mangiare a casa e andare lì a mangiare, morivi da fame. Mi è venuto in memoria. Allora lì si faceva dei sperimenti di terra. Sì. Allora lì era a volte tutto il giorno. Allora si prendeva con la carriola, uno con la carriola, uno con la palla, uno col piccone. Allora lì ti davano botte. Allora ogni 10 carriole si cambiava individuo, gli amici sono. Si cambiavano gli amici per prendere un po' di botte ciascuno, perché era botte tutto il giorno per uno solo. Ci davano botte anche perché lì si arrivavano le mele, le piante, e cadavano giù le mele. No? Allora tu per non ti vedessi lo mettevi in tasca, perché se ti vedono era una botta. Allora lo mettevi in tasca e tanto che si girava la guardia, torna in tasca, così. Quella lì era, e dopo lì cominciavano le botte per ridere. Allora lì ci davano schiaffi, peate, pugni, di tutto, tutta botte che ci davano. Oh, signore. C'erano... Fa pulire ogni sera i vestiti dei pedali. E i servizi? I servizi, un legno lungo 7-8 metri e il buco, e dovevi fare una volta per settimana. Lì si andava senza arrivare, vedono, andavi per sotto gli articolati e andavi a prendere queste bucce di patata per mangiare. Bisognava lavarle e poi era la stufa in centro della baracca, una stufa alta, grande. E lì si taccava, lavata, si taccava le buste di patata. Col dito, avevo il dito, una alla volta. Si staccavano e mangiavano. Però ecco, era fatto delle buste delle patate. E la popolazione là era per noi abbastanza buona. Perché alla domenica, soltanto la domenica e sabato, non tutti i giorni, andavano sul campo di sciare, tutte donne, non uomini, perché gli uomini erano impegnati tra guardia e in guerra erano impegnati, tutte donne. E ci buttavano dentro, noi si andava vicino ai reticolati, come la fare, e ci buttavano dentro le panne. Allora era anche buono, voglio dire. Sì, sì. Eravamo in 30 in baracca.
E lì tutti corrono. Dopo altre baracche che erano da correre, sono stati 60, 55, 60, non ricordo più. Dopo abbiamo avuto anche 3 morti. Che uno è Sartori, uno di Assano e uno Michiele, non ricordo ancora il nome. E neve, tanta neve dappertutto. Perché lì allora della neve bisognava aiutare le macchine a tirare su con la corda, come i Volga, che hanno tirato su dal mare e noi si tirava su con la spalla in 40-50 e noi a tirare su i caterpillar che non venivano su. Pensa, perché gelo intero, no? Caterpillar pesante, e no, faceva tempo a rompere il ghiaccio. Era così di ghiaccio, fisso. Non era poco ghiaccio, era freddo. E lì si tirava su e dopo veniva su sul lavoro. Lì si faceva la strada, una bella strada si vede. Allora tutta con la roccia in piedi, così alta. Sassa per sassa, messa in piedi. E l'abbiamo lasciata che era da finire, che mancava l'asfalto. Era finita di lavorare, insomma. Lì siamo venuti a casa, che era il 1° maggio, festa di lavoratori, per l'isola. A piedi. Quanti giorni vi ho impiegato? Io 4 giorni perché ho studiato. Ma 4 giorni, dal campo di sentamento. Prima tappa era Spetale, seconda Venac, Treviso, Pontema e giù sono, fino a Corvinano. Io in 3-4 giorni l'ho fatta. Siamo persi a Pontema. Eravamo in 3 e siamo persi a Pontema. Io aspettavo loro e loro mi aspettavano a me, perché era un bivio. No, loro sono andati a destra e io sono andato a sinistra. E ho aspettato quasi 1 ora e mezza su un paracarro di quei, diciamo, di piedi, insomma. Su un paracarro seduto lì e non veniva, ho detto, adesso lì passa un prete e andava a Bevorcano, non mi ricordo dei nomi che vengono, no? A Bevorcano. E siamo arrivati fino lì. Dopo lui mi ha salutato e io sono andato giù a Mogio. A Mogio a vedere di mangiare. Mangiare non era pronto, allora ho detto, vuol dire che ho chiesto di loro, non è stato nessuno. Ho detto allora ho camminato io. E io giù a pieno. E sono arrivato a Pinsano. No, era così. La vita è quella.